Buonasera a tutti e benvenuti a Novis. Un minuto di cidin all'estate osservato questa mattina in tutta Italia, in tai centri di formazione professionale, in riguardo di Lorenzo Parelli, il fantate di 19 anni di chiasteons di strade, vittime dall'incidente sul lavoro, di Vinars Laucia in tal suo ultimo di dal periodo di pratiche. Intanto al Bearzia sono tornati a scuola studenti des quartis che hanno terminato appena il periodo di tirocini, compagni di Lorenzo. A inquintraio è stato il direttore dall'istituto pre Lorenzo Teston che l'ha voluto da Iodun in un momento di preghiere. Non è possibile via di Tofi partire la mattina per la lavoro e non tornare. La vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, ha voluto commentare così la morte del giovane Lorenzo Parelli. In tal 2021 sono morti 1404 lavoratori per incidenti sul lavoro, ma non la scink che questa tragedia è tanto grave poi di mettere in discussione una delle leggi che pluia e da ora da competitività al sistema scolastico e produttivo venga a stare la obbligatorietà di alternanza scuola-lavoro per tutti in recamenti di studi. Sono scominciati dopo mesi le votazioni a Chiama dei Uniti per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, da sposa Sergio Mattarella, che elettorato più volte si è sottolineato di non voler essere inchiariato di un secondo mandato, tanto che invece Italia è succeduta al suo predecessore Giorgio Napolitano. 23 corregionali clamati al voto a Roma tra deputati, senatori e 3 grandi elettori, Svedriga, Zanin e Bolzonello. Tra i non scagirin di là di Mario Draghi, come presidente del Consiglio, sonché di Andrea Riccardi e Elisabetta Belloni. 11 milioni di italiani che stamattina si sono svegliati in zone arancione, tra questi anche cittadini dal Friuli Venezia Giulia. Nessuna differenza per cui che le già in possesso dal Super Green Pass, perché per cui che le vaccinato guarito non salti in furia altre restrizioni. Cui invece non le vaccinato non puoi accedere ai botteghi dai centri commerciali, in tedis festivi e prefestivi, non puoi praticare sport di contatto al vierte, a lei di autocertificare i movimenti di fur dal comune di residenza che al poi la fur dome per motivi di lavoro, di salute, di bisogni. A ottenere il Green Pass c'è mai fatto un tampone. Un farmacista e 3 insegnanti, tutti delle province di Udine, a son finiti in tesmire dei carabinieri dal NAS per aver prodotti ottenute certificazioni verdi falsi, spodin così la lavorare, c'è fatto il tampone o la vaccina. I 4 che le sue abitazioni sono stati perquisiti dai militari de arme sono accusati di false in certificazioni e imbroi ai dams dal Stato. 2 persone sono restate ferite in un'esplosione di ignota reane per cause che sono anche in corso di accertamento, bande di sforzi dall'ordine, una bombola di gas è sclopata, distruggente la roulotte, la che i 2 si chiattavano. I 2 feriti sono stati trasportati in ospedale, intanto che gli sguardi dal fuoco studavano le flammis. La 4ª commissione dal Consiglio regionale ha dato la via libera ai norme sulla cessione di energia a titolo gratuito per concessionari di impianti di grande derivazione di aghe a usi idroelettriche. Ho sentito i pareri dai consiglieri regionali impegnati in tali lavori. La Commissione si è espressa sul parere di un regolamento che è frutto questo regolamento dalla legge regionale dal 2020, la numero 21, che prevede un riparto di BES, si parla di energia gratuita, cioè che deriva dalle grandi derivazioni idroelettriche, per i comuni, in particolare della montagna. Sono previste anche comuni che non sono proprio montani, ma perché hanno delle derivazioni idroelettriche o comunque opere idrauliche sul suo territorio. La legge sull'idroelettrica è stata votata all'unanimità l'anno passato di questo Consiglio, apparterà delle risorse in monte, alle IUS che vengono appartate in monte. Noi pensiamo però che sia fondamentale che i comuni di monte si mettano d'accordo su c'è modo per ben chi bessa lì, cioè che facendo in politica si sviluppa il territorio,
che non vengono sparniciate attorno ai vari comuni, che vengono veramente adoperate per fare un sviluppo da monte, per tornare anche con tutto il disagio che hanno patito chi è qui, che l'impatto da sopra è stato veramente su quei territori salini. Diciamo che è stato un passo importante dopo la legge 21 del 2020 che viene legiferata proprio anche dentro in Consiglio regionale. Un passo importante perché viene approvato un regolamento che fa arrivare a Bezzamont. Io se un tigre di nome sul riparto di questo regolamento, cioè nel senso 80% dei comuni e 20% della comunità di montagna, secondo me hanno un divario masse grande e oltretutto a manco la mezz'ora della comunità di montagna da Chiarnie andare a fuori 4 comuni che sono Ciurciuvin, Trepliu Schul, Paolare d'Arte, che secondo me l'hanno ricompreso. Non tanto a livello nostro regionale, ma più proprio col sistema che intendiamo noi di comunità di montagna, che viene da Stati Uniti, e di conseguenza pensavi che fossimo tutti dentro che i 4 scenici. Comunque io reputo che se queste bezze arrivino a monte, manca io spero che i comuni arrivino a Spindiu e a Spindiu Benon. Sono stati spogliati a Pordenon 5 pieris in simbolo di anche tanti vittime dall'Olocausto in vista delle giornate delle memorie di Ioibe, un progetto che ha avviato in prime file il liceo Leopardi Majorana che ha ricostruito insieme al Comune e a ANED le loro stories tragiche. Intanto Udin si prepara a celebrare la giornata delle memorie con un grande avvenimento in tal centro culturale des Gracis che Telefriuli manderà in esclusive. Sul palco insieme al professor Zannini dell'Università di Udin, anche Paolo Daldin, medaglie d'oro di resistenza che dialogherà con i studenti in tale incontro organizzato dal Liceo Classic, prefetture, comuni di Udin e consulte dai studenti. Flumisella lo ospiterà domani la cerimonia per il 6º anniversario della morte di Giulio Regeni, rapita il 25 di gennaio, copata al Cairo in 3 giorni dopo. Il comune di Flumisella, Ville Vicentine, annunciando la impossibilità di organizzare un grande avvenimento vierta ducce, ha invitato tutti i cittadini a illuminare le proprie chiasis, i barcons e i social a 7:41, la ora che Giulio, si sa in Scindaura, ha inviato l'ultimo messaggio. La rinnovate domande di verità e giustizia vedrà partecipare Paola e Claudio, i genitori, di là dall'avvocata Alessandra Ballerini, PIF, Luciana Litizzetto, Stefano Accorsi e Vinicio Capossela. Ieri è state presentate a Udin le guide risultate dal progetto Look Up, una mappe che mette ad un percorso secolare di spiritualità in regione. Si presenta il sindaco Pietro Fontanini. Ho presentato le guide che riguardano i lux religiosi del nostro Friuli. Una guida fatta insieme agli austriaci e alla diocesi di Vicenza, dove facciamo invio degli sbielecci in pratica dei nostri territori. Per quel che riguarda l'Austria, le guide si fa di Maria Lugau, un posto che l'ha frequentato anche di te in Furlans, che è dal For, che vanno in pellegrinaggio ogni anno, partendo a Buinore e l'Antapite, fino passante le montagne, si arrivando fino a Maria Lugau. Ma per quel che riguarda la città di Udine, vi metto tanti posti dove la gente può venire a vedere le sbielecce religiose, artistiche delle nostre chiese, cominciando di Madonna des Gracis, passando per l'iglesia che viene in Cistiel, il Domo di Udine, la chiesa del Carmine e la chiesa di San Francesco. E sono i lux che vengono illustrati per loro sbielecci in queste guide. È una guida di fa piet, camminante, come che sono i percorsi religiosi che partiscono di lontano e che vanno fino a Roma, perché è un tempo di fare una camminata così lunga, ma senza la Roma si può venire anche a fare un giro a Udine, girando in queste chiese, per vedere bellezze artistiche che danno un senso anche alla vita e che riguardano che i Furlans sono un popolo religioso. E anche per usgnota le dutte si torna a iodi domani sera, si intesa un buon culvinche. Arrivi Odisi.